È partito nelle scorse ore il percorso di confronto promosso dalla Regione del Veneto per condividere con le 170 sigle del partenariato agricolo e rurale le priorità da portare al tavolo nazionale per la costruzione della nuova politica agricola comune 2028-2034. Il futuro dell'agricoltura è un futuro legato a delle situazioni mondiali molto particolari. Bisogna mettere i soldi sui posti giusti, cercare soprattutto di capire quello che serve alle aziende agricole. E poi c'è un fatto: io giro le aziende agricole, ne faccio mediamente 2-3 al giorno. Da parte di tutti gli imprenditori sento una cosa unica: meno burocrazia, meno carta, meno passaggi, meno richieste di dati che sono sempre gli stessi. Oggi è una giornata che deve farci pensare a quello che abbiamo fatto. Siamo stati bravi, abbiamo consumato bene i soldi, ma quello che dovremo fare. Quello che dovremo fare, il primo punto, è taglio, semplificazione. In platea per l'occasione istituzioni, organizzazioni professionali, rappresentanze economiche e sociali, mondo accademico e stakeholder del settore agricolo, agroalimentare e rurale veneto. Un momento di confronto per raccogliere contributi, osservazioni e proposte. Ma sicuramente quello del cambiamento climatico, dovremo prestare attenzione quindi al tema della difesa delle culture, quelle che sono le problematiche date dal meteo, e quindi molta attenzione nei confronti della difesa attiva e passiva, e quindi il tema della gestione del rischio. E dopodiché la questione acqua. Purtroppo anche oggi viviamo una situazione di preoccupazione per quanto riguarda la siccità, e quindi si dovrà ragionare su come riuscire a sostenere le imprese agricole anche in questo difficile passaggio, ma doveroso, di tentare di conservare la risorsa idrica e riuscire comunque a garantire la produzione.